Pur immerso in un grande dolore, il nostro cuore si apre ancora oggi alla meraviglia e alla gratitudine per te, cara e amata nostra Madre, per la tua persona, per la tua lunga e laboriosa vita, per la tua presenza in mezzo a noi come una luce che illumina la strada e indica la direzione e la meta. 23 ottobre 1913, 30 gennaio 2020, due date che delineano un lungo arco di tempo, due date che sono strettamente unite da una parola, dono. Dono di Dio, che ti ha sempre circondato di amore speciale e di tenerezza immensa,
nel corso di tutta la tua vita. È dono tuo, perché altro non sei stata se non un dono, restituito a Dio e alla Madre Celeste, con la consacrazione religiosa. È dono per gli altri, attraverso parole, gesti, opere, che dicono il tuo grande amore, la tua grande sollecitudine per il regno di Dio. Dono sei tu, in modo speciale per noi, tue figlie del cenacolo, per i bambini, gli orfani, i bisognosi che hai accolto, curato e amato nel corso di tutta la tua vita. Sono senza numero le persone, fratelli e sorelle, a cui hai dato te stessa, nella preghiera, nell'affetto, nella premura e nella testimonianza dell'amore di Gesù e di Maria. La tua vita preziosa e ricca di anni è stata come un terreno buono, in cui il divino seminatore ha potuto seminare abbondanza di benedizioni, di grazie e di favori celesti, che hanno sempre trovato in te adesione piena, corrispondenza generosa, amore fedele e tenace, per un disegno particolare di bene nella Chiesa e nel mondo. Anche il nostro cenacolo è un piccolo seme che Dio ha messo nel tuo cuore, affidabile e generoso. Hai accolto ciascuna di noi con tenerezza grande, con grande speranza, con gioioso cuore di madre. Hai educato e formato il nostro spirito secondo il carisma della carità che lo Spirito di Dio suggeriva a te per fare del cenacolo una famiglia secondo l'amore comandato da Gesù e che tu per prima, insieme alla mai dimenticata signorina Liuccia, avete sempre testimoniato in mezzo a noi. Grazie, Signore Gesù, grazie, Mamma addolorata, per tutto il tempo vissuto insieme alla cara nostra Madre e che ora continueremo a vivere nel segno e nello spirito che lei ci ha trasmesso. Questa eredità preziosa che ci viene consegnata sarà la leva dei nostri giorni, l'impegno del nostro apostolato, ancora oggi e per il futuro. Sarà come continuare a far fruttificare il terreno buono della sua vita. Fratelli e sorelle, aiutateci con la vostra preghiera. E ora vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Sua Eccellenza Monsignor Roberto Carboni, che ci fa dono di presiedere questa Eucaristia, agli eccellentissimi Vescovi, per la presenza che dice stima e affetto per la cara nostra Madre, ai sacerdoti tutti, concelebranti, e a quanti ci sono spiritualmente più vicini con la preghiera e la partecipazione. Grazie a voi tutti, fratelli e sorelle, per la vostra presenza a questa Eucaristia, in unione di preghiera e vicinanza spirituale. E grazie anche a tutti coloro che, numerosissimi e in tanti modi, ci hanno espresso la partecipazione e l'affetto. La potenza della grazia del Signore e la materna intercessione del cuore addolorato e immacolato di Maria trasformino questo momento, questa celebrazione, in evento di grazia e di speranza per ciascuno di noi. Yeah.
Come è stato ricordato, più di 50 anni fa la Madre Lina accettò di inviare presso la nostra comunità dei Gesuiti della Civiltà Cattolica una piccola comunità delle sue suore. E questa presenza fedele, discreta, continua, da oltre 50 anni rappresenta per noi una cosa veramente importantissima, e io voglio testimoniarlo ringraziando di questo Madre Lina. E noi non possiamo pensare alla nostra comunità e al nostro lavoro senza pensare insieme alle suore che fanno parte della nostra comunità e che non solo svolgono un servizio nella nostra vita quotidiana, ma soprattutto svolgono un servizio spirituale di pregare per noi e con noi e per il nostro lavoro. E questa è una cosa assolutamente fondamentale, e credo che anche tutti gli altri di voi che partecipano o godono del servizio delle suore nelle loro diverse situazioni, nelle scuole, in altri modi, debbano testimoniare questo, cioè che le suore ci portano una presenza del Signore, uno spirito religioso bellissimo, e tutto questo noi sappiamo che ha origine dal cuore, dall'ispirazione, dal dono spirituale di Madre Lina. Madre Lina e di Monsignor Tedde, che è stato pure ricordato, e io ricordo con commozione quando Monsignor Tedde con Madre Lina e con la indimenticabile signorina Linuccia venivano anche ad abitare nella nostra comunità e nella nostra casa, era un po' la loro casa a Roma, e noi ne siamo stati sempre molto grati e toccati. E quindi devo dire la gratitudine a nome di tutti i padri che anche in questi decenni sono vissuti alla civiltà cattolica, ci hanno lavorato, hanno profittato del servizio delle suore. E permettetemi, prima cantavamo Cosa sarà il paradiso. Io credo che noi qui, anche se siamo, diciamo, nel dolore per un distacco, se guardiamo in su e guardiamo oltre il soffitto di questa chiesa, noi ci rendiamo conto che in paradiso c'è festa perché è arrivata Madre Lina. E poi vorrei invitarvi a sentire anche questa gioia di un cammino che arriva al suo compimento tra le braccia del Signore nella gioia e nella vita eterna. Io penso appunto a tutti i miei padri della mia comunità che ci hanno preceduto il paradiso, che accolgono Madre Lina a festa, direi, in questo momento. E così tantissime altre persone che noi conosciamo e che hanno conosciuto Madre Lina nei suoi 106 anni di vita sono ad accoglierla con gratitudine, direi con gioia. Ecco, permettetemi questo pensiero di speranza, perché anche in questo momento in cui ci rendiamo conto, e vorrei dire alle suore proprio la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento che è così, diciamo, cruciale della loro vita, della loro storia, che possono sentire la mancanza della madre in mezzo di loro, e che continuino però a sentirla presente nella vita eterna e nella presenza spirituale che continua ad accompagnare. Ecco, io vorrei dire, permettetemi alle suore, tantissimo affetto in questo momento, proprio perché abbiano la fiducia che il Signore, anzitutto, e Madre Lina continuano ad accompagnarli per svolgere sempre bene il loro bellissimo servizio, di servizio umano e di servizio spirituale. Ecco, grazie al Signore, grazie a Madre Lina, grazie alle suore, il nostro cammino continua con fiducia nello Spirito del Signore.